lasciando Catania. Conosceva qualcuno? Perché in Bucarest era Romania? Perché tramite un amico siciliano siamo venuti qua a Romania. Lei era già fuoco lì in Sicilia. E quindi ha cominciato a fare il cuoco qui. Anche. Anche. Che differenza c'è? Ecco, lei cucina italiana, tutta italiana, oppure ha dato un po' il piatto ai romeni? No, tutto italiano. Tutto italiano, prodotti italiani, ingredienti italiani. Come si trova qui? Abbastanza bene. Anche con la terra, anche con Bucarest. Non ha un po' di nostalgia di Catania? Nostalgia di Catania ce l'ho. Il mare soprattutto. Che cosa l'ha sorpresa di più quando è arrivato qua? Cos'è la cosa che l'ha sorpresa? Cioè, è più bella di quanto pensava? No, pensavo che c'era, come si dice, povertà. Invece non c'è tutta questa povertà. Siamo noi poveri. Appunto, siamo noi. In Sicilia tutte queste macchine non ci sono. Di lusso. Ce le sogniamo. Mi ha chiamato qualche familiare per essere portato oppure è venuto da solo? Da solo. Senti, qual è il piatto che le piace fare di più? Pasta gamberi e zucchine. Ho saputo però che qui la pasta non la mangiano al dente. No. Ma lei la fa al dente. Sì, certo. In bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo.